Luca Meloni, capiamo l'amarezza del Sant'Elena perché comunque a Tortore ha fatto una grande gara fino a quando? Fino a quando poi ha subito quell'1-2 che ha fatto girare completamente la partita, però credo che possa rimproverare poco la tua squadra che nel finale ci ha provato, ha reclamato un rigore che probabilmente c'era, avrebbe riaperto la gara, però alla fine forse il rammarico è anche il fatto che questa gara non dava una promozione certa al momento. Diciamo che il primo tempo siamo scesi in campo con un buon piglio, abbiamo dimostrato sicuramente, meritavamo anche magari di passare in vantaggio perché abbiamo preso subito una traversa su calcio piazzato, poi comunque abbiamo costruito delle belle trame di gioco, non è arrivato il gol e sicuramente abbiamo speso un po' più di loro perché comunque abbiamo fatto la gara, abbiamo condotto noi la gara e loro tranne una, forse due ripartenze non ci avevano impensierito. Sicuramente erano più freschi, sono rientrati al secondo tempo, ne avevano di più e meritatamente sono passati in vantaggio, ecco. Luca, cosa resta di questa stagione? Perché vedendovi a Usini, vedendovi a Lanusei e anche oggi probabilmente avete la squadra più forte della promozione, però c'è questo però, che è successo? Ma non so se è la squadra più forte, sicuramente è una squadra con valori importanti, con dei giocatori che in questa categoria forse gli sta anche stretta, giocatori che hanno dimostrato sul campo di giocarsela sino all'ultimo. Non siamo partiti per vincere il campionato, questo è vero, poi man mano dopo dicembre ci siamo un po' rinforzati e quindi poi l'appetito viene mangiando, quindi sino alla fine, se oggi siamo al 18 di maggio e ci stiamo giocando un playoff, sicuramente il merito è solo ed esclusivamente dei ragazzi. A questo punto la curiosità, il Sant'Elena comunque farà una squadra per tornare in eccellenza l'anno prossimo? Guarda, come ho detto in altri incontri, adesso la palla passa al comitato regionale che dovrà un attimino studiare quella che è la composizione dell'eccellenza. Noi siamo fiduciosi, quindi adesso quello che dobbiamo fare è sicuramente incontrarci, adesso riposarci, poi incontrarci. Se dovessimo essere in promozione faremo sicuramente una squadra competitiva per stare lì. Se dovessimo essere in eccellenza sicuramente ci dovremo attrezzare per fare un campionato sicuramente molto più importante. Grazie Luca, complimenti e in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie.